l'appendicite. Salute, hai domande non l'appendicite? Sciucco, ti rispondiamo. Come va a vedere, Sciucco, quando avevamo un'appendicite, avevamo male assai al corpo qui, dove le si trova l'appendice. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. In corpo abbiamo ciò che li chiamano un sistema digestivo e è lui che cambia gli alimenti che noi mangiamo. L'appendice ne va a parte e ciò che tu vedi qui in punta o scintino rosso. È vero, Sciucco? S'assomiglia a un vermicello. O un brugo. Può accadere che lo si doppi l'appendice, tanto microbi chiamati batteri si possono moltiplicare. Che fa ingonfiare l'appendice e ciò che fa così male e che si chiama appendicite. Usa un mezzo di guarisce e ti va a si caccia l'appendice. Per questo si va all'ospedale per farsi operare. Dopo non ci rendiamo manco più conto che non abbiamo più appendice. Si può continuare a campare come prima. Vedi, se la sicura a tempo l'appendicite si idrata. Ma se ne aspettiamo troppo l'appendice può schiattare. Tanto le batteri si ne vanno dappertutto in corpo e è più difficile per guarire. E per questo che quando ne abbiamo proprio bene in corpo, a un lato diritto, vicino o sotto l'ombelico, si andà subito in un dottore, soprattutto se ne abbiamo a vreba o se non rendiamo. Potrà verificare se è un'appendicite e curarci. Ecco, ora capisci meglio che è un'appendicite.